Buonasera, ben ritrovati da Marco Angileri, nuova puntata di F Motori, il magazine settimanale del motorsport in Friuli Venezia Giulia. Prima parte dopo le notizie assieme a due giovanissimi piloti di motocross, Alex Aron Spigolon ed Emanuele Daneluzzi del team FF. Tutto questo a F Motori, buona visione. Partenza col botto per Lorenzo Macoritto nella prima prova del campionato italiano assoluti d'Italia di enduro, domenica 7 marzo a Passirano, Brescia. Il pilota di San Daniele, guida ufficiale del TM Burano Factory, conquista la classe 250 due tempi mettendo dietro il corregionale Maurizio Micheluz su Husqvarna. Il pilota avianese delle Fiamme Oro, alle prese con acciacchi fisici, chiude secondo con un ritardo di 2 minuti dalla vetta della classifica. Terzo gradino del podio per il bergamasco Thomas Grigis su Gas. Macoritto ha palesato un ottimo stato di forma, facendo registrare il miglior tempo assoluto in una prova speciale. Uno straordinario e inaspettato risultato è arrivato dalla squadra del Motoclub Manzano, che per la prima volta nella sua storia conquista il podio a squadre, giungendo terzo dietro al Motoclub Sebino e al Motoclub Lago d'Iseo, rispettivamente in prima e seconda posizione. Un risultato di squadra frutto della vittoria di Lorenzo Macoritto, ma anche dell'ottima prestazione di Riccardo Fabris, quarto in classe Yacht su Fantic 125, e del brillante sesto posto del nuovo arrivo del club friulano, Carlo Minot, su TM 250 4 tempi tra gli junior. 5 le prove speciali affrontate su un percorso ad 8. La prossima tappa del tricolore enduro andrà in scena in Sicilia il 27 e 28 marzo a Costonaci. Questa parte di F Motori è dedicata ai giovani. Un saluto ad Emanuele Daneluzzi e Alex Aron Spigolon, due giovani piloti di motocross del team FF. Allora ragazzi, innanzitutto un bentrovati, mostrate il vostro viso, che avete grande passione per le due ruote del tassello del motocross. Partiamo con Aron. Allora, l'idea innanzitutto, al di là del motocross, di mettere su il team FF, trascinati da una grande passione per questo sport, immagino. Sì, è nata grazie alla passione che abbiamo io e Emanuele. Abbiamo deciso di creare appunto questo team per prendere dei piloti e portarci dentro con noi, fare degli allenamenti insieme, delle gare insieme. Condividere anche esperienze, immagino, in questo caso. Esatto. Senti, ma diamo l'età tua e di Emanuele. Quanti anni avete? 18. Invece te, Emanuele, quanti anni? 18. Ecco, 18 anni. Perciò siete partiti che eravate ancora minorenni, perciò già muovervi diventava complicato, è vero Emanuele, negli spostamenti? Assolutamente sì. Adesso che siamo un po' più grandi riusciamo a essere un po' più autonomi e ad arrangiarci da soli anche per le gare. Aaron, ho visto anche delle bellissime magliette personalizzate con il marchio Team FF. Questo vuol dire avere passione, ma anche dare un'impronta giusta nel mondo del motocross. Voi che siete alle prime armi, tra l'altro, perché 18enni e soprattutto con questo team. Qual è la tua impressione? Beh sì, è una cosa fondamentale farsi riconoscere, fare capire chi siamo, così per far vedere anche l'immagine del Team FF. Che appunto è nata per questa passione stupenda che abbiamo tutti. Te invece a livello di moto come sei messo? Immagino 125, anche perché insomma, oppure hai fatto il salto anche passando ho fatto il salto un mesetto e mezzo fa, ho preso un 250 CRF e adesso sì, quindi adesso iniziano gli allenamenti per le gare. Non è facile però fare un salto così importante con una moto 250, perciò piano piano hai già preso le misure nei primi allenamenti. Com'è andata? Beh, è andata molto bene, ho preso subito confidenza con la moto, anche perché è una moto molto semplice da guidare, diciamo. E mi sono trovato subito bene, sono andato ad allenarmi anche oggi appunto, e facciamo il massimo per avere migliori risultati in gara. Manuele, come va questo inizio di stagione? Già iniziato così con qualche competizione o stai ancora prendendo le misure? Abbiamo iniziato con Sacile, con l'Enduro Country a coppie, sempre con un altro ragazzo della squadra, e domenica sono andato a fare un'altra gara di cross ad Albettone
del campionato Nord-Est Xen e direi che sono abbastanza pronto per questa stagione. Hai provato perciò a battagliare, anche se in quel caso non erano piloti di motocross, bensì di enduro, però c'erano campioni del mondo come Andrea Verona, come Alex Salvini, campione europeo come Micheluzze, e poi anche i crossisti forti come Sonego o Paganini, perciò c'era tanto da imparare da grandi campioni a Sacile. Hanno grande esperienza. Purtroppo io non sono forte nell'enduro perché preferisco il cross, però da loro c'è tanto da imparare. Aaron, la stagione come continua? Che intenzioni hai come gare, ecco, per poi sfruttare al massimo la tua nuova moto? Beh, allora adesso faccio team manager, quindi vado a dare assistenza alle gare ai nostri piloti e appunto domenica andiamo ad Albettone per la seconda gara di FMI Nord-Est e io svolgerò l'Off-Road Cup e campionato Interclub Xen. Perciò in questo caso non sarai impegnato in contemporaneità con quelle che sono le gare di regionale motocross o campionato nord-est, ti va bene occupare perciò questo tuo ruolo in virtù che appunto non ci sono concomitanze. Sì, sì, esatto, appunto per stare sempre nel mondo del motocross che è sempre bello. Sì, però tu da team manager devi anche presentare un po' tutta la squadra che compone l'FF Team. Beh, abbiamo Script Giovanni che corre sempre con un Honda 250, poi abbiamo Emanuele Daneluzzi con un 125 Squarna, Caramaschi Matteo con un 250 Yamaha due tempi, Corradin Mattia con un Yamaha 250 quattro tempi. Tra l'altro Corradin ha portato a casa un bel risultato, un secondo posto, mi sembra di classe a Mantova nella passata gara di campionato nord-est. Sì, ha fatto le qualifiche, si è qualificato secondo, poi in gara 1 si è concluso quarto e in gara 2 purtroppo ha avuto una caduta in partenza e è andato fino in rimonta al 14° posto. Emanuele, perciò un Husqvarna 125, com'è l'affinità con la moto, soprattutto come ti prepari anche al di fuori della pista di motocross fisicamente? Beh, la moto direi che quest'anno va veramente forte. Abbiamo fatto parecchi lavori, parecchi set, abbiamo provato parecchi set, adesso mi trovo davvero bene. Come allenamenti esterni direi che faccio bicicletta e attività a corpo libero principalmente. Però per tornare alla moto e soprattutto alle piste, quali sono quelle più a portata di mano, quelle che ti vedono così allenare sperando in te ovviamente il più spesso possibile per prendere il giusto feeling? Beh, le piste diciamo che adesso sto frequentando principalmente piste del Veneto e della Lombardia. Sto vedendo poche piste del Friuli perché preferirei provare altre nuove piste proprio per capire il feeling che ho con la moto rispetto ai terreni duri che abbiamo nella nostra regione. Perché dobbiamo spiegarle anche agli amici a casa, le piste della nostra regione sono anche piuttosto lente, perciò diventa un po' una difficoltà poi allenarsi quasi esclusivamente nella nostra regione e poi gareggiare in altre piste molto più veloci, non si prende il ritmo giusto, diventa difficoltoso. Questo è quello che un po' hanno fatto anche tanti altri piloti tuoi corregionali. Sì, certo, le piste che abbiamo qua sono piste piuttosto lente rispetto a vedere altre piste al di fuori dove si svolgono campionati italiani, campionati triveneti, perché proprio hanno peculiarità diverse rispetto alle nostre. Aaron, il gruppo come si è formato? È partita una base di questo team FF e poi si è allargato ad altri piloti con la stessa passione, oppure il gruppo si è formato subito con questo numero di piloti che attualmente avete? Beh, è nato tutto da me ed Emanuele e poi per la stessa passione tra amici, conoscenze ci siamo tra virgolette messi insieme, tutti insieme nel team a praticare tutti questo sport.
E cosa dicono in giro? Amici, affezionati, concorrenti, altri piloti che vi vedono nelle gare con questi nuovi loghi che così entrano in maniera ufficiale nei campionati della nostra regione ma anche del nord-est. Cosa è il pensiero quando vedono FF? Cosa vi chiedono? Beh, innanzitutto che sport facciamo, per chi non lo sa. E poi appunto è stato un obiettivo arrivare fino qua, un sogno. È sempre stato un sogno mio e di Emanuele, creare un team nostro e portarlo avanti nel migliore dei modi. Ma la prima idea, la prima cosa che avete fatto quando avete capito che era possibile creare un vostro team, qual è stata? Beh, chiamare degli amici che hanno sempre la passione del motocross e spiegargli un po' cosa avevamo in mente e se magari erano d'accordo con noi a proseguire questa avventura. E quali sono state così i primi riscontri da questa vostra comunicazione che avete fatto agli amici della vostra intenzione di creare questo team? Beh, era assolutamente positiva, hanno detto di sì subito, gli è piaciuta subito come idea e per ora direi che sta andando molto molto bene. Emanuele, qualche domanda magari anche riguardo altri piloti che vogliono entrare o curiosi che vogliono così far parte del vostro team, immagino arriveranno. Beh sì, certamente ci sono state varie richieste sull'entrata di vari piloti che ovviamente la stagione, essendo già stata avviata per questo 2021, verrà rimandata al prossimo anno. Senti, come sponsor qualcuno vi dà una mano? Sì, abbiamo qualcuno che quest'anno ci ha pensato ad aiutarci. Questo è fondamentale anche perché ovviamente andate incontro anche a diverse spese sia per gli allenamenti che poi per le varie competizioni, però Aaron, quando c'è la passione si va avanti a testa bassa, è vero? Certo, infatti ringraziamo tutti quelli che sono riusciti a darci una mano anche in questo periodo un po' diverso da tutti gli altri, particolare. Un grazie enorme va a loro, ma anche al nostro meccanico M Racing, che ci prepara le moto sempre perfette e viene anche a guardarci in pista per qualche piccolo ritocchino che c'è sempre da fare. Queste sono le belle storie che vorremmo sempre raccontare legate al mondo del motorsport, in questo caso del motocross. Un grazie a questi due ragazzi. Abbiamo avuto con noi Alex Aaron Spigolone e Emanuele Daneluzzi del team FF, ci hanno un po' raccontato la loro storia della nascita di questo nuovo team. Ragazzi, un in bocca al lupo e mi raccomando continuate così perché le idee ce le avete chiare. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, grazie. Luca Zanotto, allora, grande esperienza come pilota d'enduro, motocross, supermotard, road racing, un po' tutto, siamo nella tua officina, dopo ci presenterai un pilota che stai seguendo, visto anche la tua grande esperienza nel supermotard. Sì, allora io quest'anno, a causa di quello che sta succedendo un po' in tutto il mondo, mi sono ritrovato ad avere uno stop importante per quelle che sono tutte le gare di road race che sono state cancellate, in primis il Tourist Trophy. E quindi ho avuto più tempo per dedicarmi a un ragazzo che io seguo ormai da qualche anno, che si chiama Michael Bortolotti. Chiaramente il mio amore è sempre stato quello del motard e Michael mi ha dato una mano qui qualche anno fa in officina, si è un po' innamorato di questa disciplina, lui viene dallo Speedway e pian pianino abbiamo cominciato a fare questo percorso che lo ha portato a cominciare a correre l'anno scorso nel campionato di Triveneto vincendo la categoria promo e quest'anno abbiamo fatto un po' il salto di qualità, abbiamo ricorso il Triveneto rivincendolo, siamo stati anche al campionato italiano con degli ottimi risultati, per lui ha vinto anche lì. Devo dire che mi dà molte soddisfazioni perché è un ragazzo molto serio, ma al di là di tutto perché credo che sia riuscito a capire quello che effettivamente serve per riuscire a fare un certo tipo di percorso nel motociclismo, nel senso che io dico sempre, qualche volta mi ripeto anche, è fondamentale chiaramente darci del gran gas, però non basta il gran gas, ci vuole tutto un insieme di cose, in primis la testa, la gestione della gara, la voglia di imparare, l'umiltà, il profilo basso,
e sono tutte cose che in Michael ho visto e oggettivamente con il lavoro step by step i risultati stanno venendo e sono risultati importanti che penso danno molta soddisfazione a me, ma soprattutto sono una buona base sul quale lui possa costruire nel futuro delle belle stagioni e portarsi a casa anche delle bellissime soddisfazioni. Quest'anno, sorridendo un po' l'ultima gara di campionato italiano, gli ho dato una pacca sulla spalla e gli ho detto devi essere molto orgoglioso di quello che hai fatto, perché i soldi sono quello che sono e noi corriamo con una moto che, per carità di Dio, è sicuramente molto ben preparata, curata a livello di motore, di ciclistica, però partiamo ad handicap perché utilizziamo un telaio che ha più di 10 anni. Cos'è cambiato perciò in tanti anni? Tu hai corso in campo nazionale 2003, 2004, 2005, in quegli anni perciò si andava molto forte, il supermotore era uno sport forse più in auge rispetto adesso. Lo hai detto un attimo fa, si conta di più forse il paddock, un po' meno la base di un pilota. Lo hai riscontrato questo anche dopo tanti anni? Sì, sono parole sacrosante, nel senso che quando correvo io il livello era molto alto, noi ci confrontavamo con i piloti francesi che erano i maestri della disciplina, cioè per me era sempre emozionante ritrovarmi su una griglia di partenza con Van den Bosch piuttosto che Stéphane Chambon e via discorrendo. Il livello alto faceva sì che tu fossi spinto a cercare di stare vicino a questi piloti che tu vedevi come riferimento e quindi a spostare i tuoi limiti. Oggettivamente poi nella griglia di partenza di un campionato di supermotard di qualche anno fa c'erano piloti di provenienza sostanzialmente del mondiale di motocross, quindi con preparazioni estremamente alte sia a livello tecnico che a livello fisico. Adesso chiaramente questo livello qui non c'è, io ero fuori dal motard da tanti anni, ho guardato un po' anche quello che succede nel mondiale supermotard e onestamente mi ha fatto quasi tenerezza a vedere griglie di partenza con 15 piloti. Tu, grande specialista di road racing, ti sei tolto delle belle soddisfazioni in campo internazionale in questi anni, perciò tutto rimandato al 2021 perché ormai il tuo obiettivo Tourist Trophy c'è e lo vuoi centrare. Ma l'obiettivo del Tourist Trophy resta sempre il sogno nel cassetto. Purtroppo io quest'anno doveva essere una stagione che avrebbe dovuto avere un'evoluzione completamente diversa. Non sono solo, ti ringrazio per il grande esperto, ma in verità non è che sia un grandissimo esperto, ho fatto il mio, ci sono persone molto più preparate, molto più esperte di me. Detto questo, sicuramente tutto dipende da quando riuscirò ad avere la possibilità di questo benedetto intervento che già la puntata scorsa ti accennavo per sistemare i miei problemi di polso. Il Tourist Trophy per me è il sogno, è il desiderio e sicuramente è lì e sto comunque cercando di lavorare perché questa cornice, il mio benedetto quadretto, si possa effettivamente verificare, se non nel 2021 che la vedo veramente dura, almeno nel 2022. Michael, una stagione che è andata benissimo nonostante il Covid, ti sei tolto delle belle soddisfazioni. Sì, allora buongiorno a tutti, è stata una bellissima stagione quella del 2020, tant'è che ci sono stati insomma dei risultati inaspettati, essendo partiti un po' col profilo basso, non sapendo quello che si andava incontro, anche per questo Covid non si sapeva quante gare venivano fatte, quali sarebbero state le tappe e dove, però a metà stagione insomma ci siamo resi conto che le cose stavano venendo bene, i risultati c'erano e grazie al mio maestro e anche avendo dei riferimenti sia tecnici che per quanto riguarda il modo di guida, insomma a fine stagione siamo riusciti a vincere il Triveneto in categoria promo e poi anche il Supermoto Italian Trophy in S2. Prossimo anno hai già le idee chiare oppure vuoi continuare su questa strada? Il prossimo anno sicuramente sarà bello continuare con questa strada, sempre sul Supermotard, tant'è che è una disciplina insomma, che mi piace tantissimo perché accomuna sia la strada che l'off-road, che è molto interessante, e poi insomma, sui campionati adesso vediamo quali saranno i calendari, ci iscriveremo sicuramente a qualche campionato interessante
e cercheremo di dare il meglio. Ci sono piloti che partono e arrivano al Supermotard partendo dal motocross, dall'enduro. Tu sei partito dallo speedway, perciò lì ruote di traverso sempre. Sì, esatto, la maggior parte arrivano quasi tutti dal mondo del motocross, perché diciamo è una disciplina madre delle moto, ti forma su tutto, e io invece sono partito facendo un anno di speedway col Motoclub Olimpia a Terenzano, e niente, siamo partiti da lì con la moto di traverso, è stato molto divertente, e poi grazie al mio maestro insomma è riuscito a trasfertarmi la passione della supermoto e siamo finiti qui a vincere. Le difficoltà maggiori quali sono state quando ti ritrovi sul campo di gara? Beh, allora inizialmente le difficoltà maggiori le ho trovate sul tratto off-road, perché non avevo tanta esperienza, quindi ci abbiamo dovuto lavorare molto, però una volta insomma che abbiamo trovato la quadra anche sulla parte insomma di terra, siamo riusciti a giocarcela bene con tutte le carte in tavola. Tua esperienza anche nella messa a punto della moto, questo oltre che all'assistenza di Luca ti può ancora aiutare per una sensibilità nella guida? Sì, questo diciamo è una cosa che mi porto dietro alle gare, pur essendoci insomma Luca che mi segue la moto e tutto, avendo io una piccola esperienza ad officina, quindi so un po' dove andare a mettere le mani, in certe situazioni si rende utile questo per mettere a punto certe cose sulla moto. Nelle gare in campo nazionale, le vecchie glorie, i piloti così più blasonati, con che occhio ti hanno visto? Arriva uno nuovo, uno che va forte, cosa pensano di te? Sì, all'inizio ero un ragazzo nuovo, perché ho incominciato veramente da 2 anni col Supermotard, e quindi ancora nessuno mi conosceva, sono rimasti un po' inaspettati dei risultati e anche di trovarsi a fianco a me sulle prime linee insomma, della griglia di partenza. Sono quest'anno col Motoclub a Polos che mi ha dato insomma, una mano per la stagione 2020 e grazie insomma, a loro e anche ai membri del Motoclub abbiamo grandi nomi come Matteo Medizza, Andrea Tull, Marco Cota che mi hanno trasferito molta esperienza per quanto riguarda stile di guida e tutte queste cose qua che sono servite molto. Questa è la moto con cui abbiamo corso quest'anno, è la moto di Michael, è un Honda CRF 450 telaio del 2008, per cui è una moto che comunque comincia ad avere i suoi anni sicuramente, quantomeno a livello di evoluzione di telaio. La moto è molto ben curata, molto ben preparata, non ci sono magie, nel senso che non abbiamo voluto fare cose esotiche perché fortunatamente lui segue i miei consigli e io sono per le cose molto razionali e molto semplici. Chiaramente sulla moto Supermotard abbiamo un impianto Behringer potenziato, un impianto frenante potenziato, in questo caso c'è una pinza radiale Behringer con dei pistoncini in titanio, abbiamo piedini della Forcella che sono ricavati dal pieno, piastre, non sono le piastre di serie ma sono piastre che ci permettono di lavorare con offset differenti a seconda di quella che è la necessità della pista, quindi moto più chiusa o più aperta a seconda che la pista sia più guidata o più veloce. A livello di motore, il motore è un 450 estremamente generoso, qui c'è il carburatore che è un Kane FCR da 41 e a differenza delle moto di ultima generazione che montano tutte l'iniezione. Io sono innamorato della moto a carburatori per il Supermotard per un motivo molto semplice, che il Supermotard deve essere esplosività, cattiveria e qui è garantita al 100%. Michael ha imparato molto bene a gestirlo ed oggettivamente quando si parla di cambio di moto lui fa un po' fatica perché dice io voglio bene a questa moto, mi trovo talmente bene che mi dispiacerebbe cambiarla. Nero per